Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Partiamo da Pantianico, dove dal 23 settembre al 2 ottobre ritorna la mostra regionale della mela, la 51esima edizione. 2 settimane per celebrare un frutto della terra che, come ha sottolineato l'assessore regionale alle risorse agricole, non è stato risparmiato dalla prolungata siccità. Allora ci colleghiamo con Daniele Paroni, che si trova al Palazzo della Regione di Udine, dove l'evento è stato presentato. Si presenta in Regione l'edizione numero 51 della Fiera delle Mele di Pantianico, un evento che si era bloccato a causa della pandemia per 2 anni. Adesso si riprende a far sul serio. Monica Zinutti, presidente della Proloco di Pantianico, è l'edizione della ripartenza per la festa della mela? È l'edizione della ripartenza, sì, abbiamo dovuto fermare per 2 anni consecutivi, cause che tutti sanno ormai, e quest'anno di nuovo ripartiamo con la 51esima edizione. Per che cosa si caratterizzerà? Beh, si caratterizza sempre per il nostro concorso Mela Friuli, che coinvolge un sacco di aziende friulane, e per il convegno tecnico che si terrà il 24 di settembre. Perché la mela, questo abbinamento è Pantianico? Beh, perché comunque Pantianico ha avuto e ha delle coltivazioni di mele, e da lì è partito un pochino questa sagra, questa manifestazione, che sta adesso proseguendo, perché appunto ormai è arrivata alla 51esima edizione ed è conosciuta in tutto il Friuli, ma non solo, e quindi vogliamo che continui ad essere mostra regionale della mela. Presidente Pezzarini, la numero 1 della Proloco di Pantianico, dice anche in questo caso si può parlare di festa, fiera della ripartenza. Sì, si sta concludendo l'estate. Quando parte la festa delle mele di Pantianico significa che l'estate è arrivata al termine, e con Pantianico partono tutte le iniziative che in tutto l'autunno vengono svolte dalle Proloco della nostra regione. Con gli eventi estivi possiamo dire che la ripartenza c'è stata, perché i dati che abbiamo raccolto ci dicono che c'è stata una grande partecipazione in tutti gli eventi, grandi o piccoli che siano stati organizzati sul territorio della nostra regione. I dati significativi perché sono in aumento rispetto ai dati che avevamo nell'anno ante pandemia 2019. Questo è merito di tutte le Proloco, che hanno saputo riorganizzarsi, ristrutturarsi, rivedere i programmi e le iniziative, puntando soprattutto sulla qualità dell'offerta enogastronomica. Lo sottolineo sempre, perché le persone che vengono ai nostri eventi, se si trovano bene, se vengono accolte bene, se degustano dei prodotti di qualità, questo credo che sia il miglior biglietto da visita. Anche l'assessore Zani era presente alla presentazione dell'edizione 2022 della festa della mela di Pantianico. Ecco, il comparto melicolo come sta, assessore? Allora, diciamo che questo comparto, nel panorama di quest'anno, dove la siccità ha creato delle problematiche enormi di cui ancora non abbiamo la definitiva valorizzazione, perché attendiamo di contare i danni alla fine dei raccolti, il comparto melicolo, dicevo, fortunatamente ha tenuto con alcuni problemi legati alle quantità, ma sicuramente con buoni risultati rispetto alle qualità, forti anche del fatto che questi impianti specializzati godono anche di gestioni della risorsa idrica specializzate, e che quindi hanno consentito di poter mantenere l'attività irrigua che era indispensabile. Questa è la condizione di quest'anno, è una condizione anomala. Però questo è uno dei settori che francamente ha subito di meno, non che non l'abbia subita, ma ha subito di meno la situazione della siccità. Io però vorrei anche far notare che non è solo la siccità il problema. Noi su molte colture abbiamo avuto degli enormi problemi derivanti dal caldo, quindi dalle temperature che in abbinata con la siccità hanno creato sostanzialmente dei deserti nelle aree non irrigue. Oggi però possiamo anche dire che alcuni settori godono di salute guardando anche al fatto che stanno aumentando gli ettari a coltivazione. Stanno aumentando gli ettari a Meleto in Friuli Venezia Giulia, e questa è una buona cosa anche per la diversificazione culturale e per il fatto che con le norme regionali erano stati messi a disposizione dei fondi proprio per gli impianti erborei, e abbiamo visto un ottimo riscontro, fortunatamente in un periodo in cui almeno la cimice è un lontano ricordo.
C'è tempo fino a domenica per vedere gli artisti all'opera a Vergnacco di Reana del Royale, dove da 25 anni si svolge il Simposio Internazionale di Scultura su pietra del Friuli Venezia Giulia. Le tematiche sviluppate nelle loro opere spaziano dal forte legame con la natura alla valorizzazione di caratteristiche della regione che li ospita. Che cosa sta realizzando lei? Se mi spiega, perché è un po' difficile arrivare a capire. No? Ecco il bozzetto. Che dovrebbe essere realizzato. Sì. Sono 2 volti di individui, quindi non specifici, non maschio, femmina, ma quello che interessa a me è proprio l'idea di universalità e in realtà appunto il titolo è la bellezza della creatività. Parliamo di questa sua opera, di questa scultura. Tra l'altro lei è anche abbastanza avanti, no? È già avanti con il lavoro. Sì, e questo sto facendo tema con coltivare le vite e quindi ho messo le uve sopra e poi anche quello è pace, dopo metto là e poi anche là continua le uve fino a giù. E poi... quindi le manca ancora un po' di lavoro? Sì, ancora manca. Ancora devo fare anche quello e poi tanti dettagli che mancano. Parco delle sculture di Vergnacco. In occasione della 25esima edizione del Simposio Internazionale di Scultura su pietra del Friuli Venezia Giulia. La manifestazione si svolge dal 2 al 18 settembre. Qui a Vergnacco, nel Parco appunto delle sculture, sono presenti gli artisti, stanno realizzando le loro opere, li vediamo alle nostre spalle, provengono da tutta Europa. Con noi l'organizzatore, colui che si adopera perché tutto proceda per il meglio, Roberto Cossettini. Quest'anno avete avuto difficoltà nell'organizzare la manifestazione, lo scorso anno c'erano stati magari più problemi per il Covid, quest'anno le cose sono andate meglio? Sono andate meglio, però i problemi sono comunque rimasti, ma un po' l'esperienza, un po' come dire, i 25 anni ci hanno dato un po' di energia per cercare di risolverli tutti quanti. Ecco, abbiamo detto che quest'anno sono 8, no? Gli scultori che si sono iscritti qui al simposio. Sì, sono 8 artisti che sono stati invitati, poi si aggiunge un'iniziativa al simposio che sono, diciamo, gli artisti che ritornano regolarmente ad incontrarci e loro realizzeranno una scultura che è fatta di 3 libri di pietra che poi doneremo alla Biblioteca Comunale, qui di Reana del Royale. E quindi rimarrà sempre lì, si potrà vedere sempre in sostanza. Diciamo che è un segnale molto importante laddove si fa cultura ed è un'opera monumentale molto importante. Ecco, quali sono le tematiche che hanno scelto quest'anno gli scultori? Diciamo che le tematiche qui da noi c'è libertà espressiva, sì. Pertanto noi entriamo solo nei meriti della sicurezza. Se arrivano proposte che secondo noi non sono compatibili col parco, laddove giocano anche i bambini, le mettiamo da parte, altrimenti le accettiamo per quello che sono. E comunque che cosa hanno deciso di realizzare? Beh, nella libertà espressiva si incontra un po' di tutto e forse la bellezza del nostro simposio è proprio quella, perché se ci fosse il tema probabilmente ci sarebbe qualcosa che si ripete. Qui veramente passi da una scultura all'altra guardando la diversità espressiva e il messaggio che l'artista vuole dare. Già le idee per i prossimi 25 anni? Adesso le nozze sono nozze d'argento, no? Qui mi stanno sollecitando, la manifestazione è impegnativa, devo dire però che ho degli ottimi collaboratori, in area simposio soprattutto, ma anche nella segreteria e nell'organizzazione a margine del simposio, pertanto prima di prendere questa decisione è meglio un attimino riflettere se è giusto sospendere un evento che è conosciuto in tutto il mondo. Perché pensa di sospenderla? Non penso, però i 25 anni io li sento, gli altri non lo so. Bene, ringraziamo Roberto Cossettini, speriamo di assistere il prossimo anno alla 26esima edizione. Sì, probabilmente chi mi conosce sa già che continueremo, il tempo che devo prendermi un momento di riposo e poi riparto. Bene, ricordiamo che qui si può venire a visitare praticamente il parco delle sculture e in questi giorni vedere all'opera gli stessi scultori. Questo sarà possibile fino al 18 settembre.
Pordenone si prepara a ospitare la rassegna di editoria religiosa Ascoltare, Leggere, Crescere, che porterà sul territorio 90 autori protagonisti di una trentina di incontri. L'iniziativa è sostenuta dalla Diocesi di Concordia Pordenone. Il Vescovo Pellegrini, in vista della rassegna, parla anche dei tragici fatti del Mozambico. Dobbiamo capire come mantenere la presenza in quel paese. Ascoltare, leggere e crescere. L'appuntamento con l'editoria religiosa ritorna a Pordenone dal 23 settembre all'8 ottobre per la 16ª edizione, promossa dall'Associazione Eventi. Ricco il calendario con oltre 30 eventi in programma, 90 relatori, 11 video appuntamenti e 32 libri in presentazione che spaziano dall'economia alla storia, dalla riflessione teologica all'emigrazione. Oltre alla storica partnership con la libreria editrice Vaticana, diverse sono le realtà editoriali italiane di settore non coinvolte. Tra gli appuntamenti di spicco il ricordo di Giovanni Paolo I, da poco beato, e del cardinale Carlo Maria Martini, a 10 anni dalla scomparsa. Tra gli ospiti Paolo Fresco, Marcello Pera, Mariella Enoch, Giovanni Maria Vian, Deborah Compagnoni, padre Federico Lombardi e Monsignor Gianfranco Ravasi. Una rassegna sostenuta fin dall'inizio dalla Diocesi di Concordia Pordenone. Sì, anche quest'anno continua a ascoltare, leggere e crescere. Ecco, una iniziativa non parallela a Pordenone Legge, perché ha anche un'altra finalità, che è proprio quella di aiutare le persone a fermarsi un po', a leggere attraverso anche qualche libro i fatti dei nostri tempi e dare anche un significato soprattutto a quello che sta capitando, no? Alla crisi che stiamo anche noi vivendo, economica, sociale, culturale anche per un verso, no? E anche ad interpretare i fatti del mondo. Una guerra alle porte. Il Vescovo Pellegrini ricorda anche i tragici recenti fatti del Mozambico con l'attacco ai comboniani e la morte di una suora. Noi come Concordia Pordenone, ecco, abbiamo subito anche in questi giorni quel tragico evento nella nostra missione a Scipene in Mozambico, dove è stata uccisa una suora comboniana e dove i nostri 2 fidei donum miracolosamente si sono salvati. Ecco, adesso stanno con il vescovo di Nacala ripensando e rileggendo un po' questi avvenimenti, cercando anche di capire come potrà essere il loro futuro, ma anche il futuro di quella terra, perché non è facile. I terroristi, oltrepassando il fiume, cercano di invadere anche un'altra regione e questo sta creando anche per lo Stato seri e grossi problemi. Quindi speriamo adesso che riescano a definire un po' i piani di azione, così anche noi poi potremo capire come potrà continuare questa nostra presenza in Mozambico. Piccola pausa per la pubblicità, ci rivediamo tra poco, da voi la linea. Bentornati a Da Voi la Linea, ci colleghiamo in diretta con Palazzo Daronco a Udine. Isabella Gregorato ci aggiorna sulle decisioni della Giunta Comunale. A voi la linea. Grazie Alexis, un saluto ai nostri amici telespettatori. Si è appena conclusa la conferenza stampa qui a Palazzo Daronco. Intanto siamo con l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani. Ci sono novità per quanto riguarda l'utilizzo di Piazza San Giacomo, perché il 30 di settembre scade per gli esercenti che stanno usufruendo appunto della piazza con i Deor, scade questa possibilità. Quindi che cosa farete? Darete loro una mano? Sì, scade la normativa Covid che consentiva l'utilizzo del plateatico di Piazza San Giacomo, ma non solo, ovviamente questa era una normativa che valeva per tutto il paese. Abbiamo però ritenuto che questa possibilità fosse da confermare. La piazza è piaciuta ai cittadini udinesi, i nostri esercenti sono stati molto bravi perché hanno trovato secondo me una soluzione molto rispettosa della bellezza di una delle piazze più belle d'Italia, oltre che ovviamente della nostra città, e quindi noi confermiamo la possibilità per gli esercenti di occupare quella porzione di plateatico. La parte invece di plateatico
pneumatico che dà verso la chiesa di San Giacomo resterà così, resterà priva di tavoli e di sedie, resterà nella sua funzione storica, quindi un luogo di ritrovo per le famiglie, non solo in occasione di tante festività, ma insomma basta passeggiare per il centro della città e vedere che quella porzione di piazza è sempre più frequentata dai cittadini e dalle famiglie della nostra città. In sostanza adesso l'ultima parola spetta al Consiglio Comunale, no? Che si riunirà il 29 settembre, quindi il giorno prima praticamente della scadenza. Esatto, il 29 settembre questa proposta andrà all'attenzione del Consiglio Comunale, ma sono sicuro insomma, che i consiglieri comunali hanno apprezzato questa conformazione della piazza. In realtà poi la vera ultima parola spetta alla soprintendenza che in caso di richiesta di modifiche ovviamente ha il compito di tutelare un bene che ovviamente è un bene vincolato come Piazza San Giacomo, ma insomma le interlocuzioni sono sempre state positive e anche la soprintendenza, nel caso in cui le modifiche dovessero essere comunque rispettose delle bellezze della piazza, sicuramente darà il suo assenso. Senta, chiusa la pagina Friuli Doc, bilancio anche dal punto di vista della sicurezza. Pochi episodi spiacevoli, un bilancio estremamente positivo. C'era ovviamente una gran voglia da parte dei cittadini di Udine e non solo di riprendere una festa il più possibile vicina alla normalità come in epoca pre-Covid, un bilancio assolutamente positivo, un paio di episodi spiacevoli che non mi sono piaciuti, ma direi insomma che siamo molto felici e che questa soluzione di Friuli Doc possa essere la base per ripartire anche i prossimi anni. Bene, ringraziamo l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani. Ci sarebbero anche altri argomenti, mi piacerebbe sentire il sindaco su alcune novità che riguardano i 5 passaggi a livello e la raccolta di firme. Se c'è ancora tempo io prenderei un'altra volta la linea fra qualche minuto, se siete d'accordo da studio. Bella. Ci risentiamo tra poco, intanto proseguiamo con un altro servizio e siamo sempre a Udine. 10 rappresentanti delle polizie europee si sono ritrovati per un incontro organizzato proprio nell'ambito di Friuli Doc. Uomini e donne in divisa hanno confrontato le loro esperienze professionali visitando Udine. Li ha incontrati Daniele Paroni. Comandante Del Longo, Friuli Doc è anche l'opportunità per chiamare a raccolta buona parte dei rappresentanti delle polizie europee. Ma sicuramente grazie all'IPA in questa occasione abbiamo avuto la fortuna di avere tante delegazioni straniere che sono venute a farci visita e che arrivano quindi da mezza Europa e di questo ovviamente siamo veramente felici per questa edizione di avere una presenza così massiccia di colleghi di altre nazioni. Ecco, che polizie rappresentano? Rappresento le polizie che operano quindi sia a livello statale e locale, a seconda quindi poi delle specialità che hanno loro, arrivano dalla Francia, dalla Spagna, dalla Germania, dall'Austria, dalla Cecoslovacchia, dalla Serbia, dalla Slovenia e dalla Svizzera. Allora io vado da Canci, che è Eros. Canci è il presidente della 17ª delegazione dell'IPA. Allora Canci, voi vi specchiate oggi, confrontate le vostre esperienze? Anche le esperienze naturalmente, però no, l'incontro non è solo per esperienza ma anche un po' culturale, un po' per ampliare le amicizie e cercare di aumentare le conoscenze fra di noi, sia linguistiche che culturali. Senta, che cosa significa far parte dell'IPA? Significa far parte o aver fatto parte di un corpo di polizia, e quindi aderire a questo sodalizio che è un'associazione internazionale di polizia, il cui motto è Servo per Amicheco, che in lingua esperanto vuol dire servire attraverso l'amicizia. Elvio Polini, lei rappresenta l'IPA del Friuli Venezia Giulia, quanti siete? Siamo in Friuli 1200. Ecco, voi avete portato la divisa? Sì, tutti, o finanza o carabinieri, tutti la divisa. Non le manca? Ma no, perché anche con questa associazione si sta bene tra vecchi amici e nuovi, specialmente con l'Austria, la Germania vicino, ci troviamo bene, benissimo. Senta, come è cambiato il modo di portare la divisa? Tanto, sento dei colleghi che dai tempi in cui eravamo noi è cambiato parecchio. Diminuito il numero delle persone che portano la divisa? Sì. Ci richiede la linea Isabella Gregorato da Palazzo d'Aronco, assieme a lei il sindaco Pietro Fontanini. A voi la linea.
E grazie Alexis, grazie per avermi appunto ridato la linea, perché ci sono alcune notizie, alcuni aggiornamenti. Poi tra l'altro oggi il sindaco Fontanini anche se ha cominciato a lavorare, ha ricominciato a lavorare ieri direttamente qui a Palazzo Daronco, oggi ha partecipato alla prima riunione di giunta non da remoto. E proprio anche per riferire i risultati per quanto riguarda l'accettazione o meno di referendum che riguardano la realizzazione del parco urbano sul sedime della tratta ferroviaria. E qui stiamo parlando appunto via Cividale e tutti gli altri passaggi a livello appunto che riguardano questa tratta. Sì, le richieste di referendum vengono sottoposte a un comitato di garanti che devono esaminare se questi quesiti referendari sono ammissibili. È formato da 3 persone che sono chiaramente persone esterne nel senso alla politica, che hanno valutato queste richieste e le hanno dichiarate purtroppo inammissibili. Quindi i referendum non si faranno perché il comitato dei garanti ha ritenuto che il quesito non siano in pratica da poter portare all'attenzione dei cittadini. I motivi, le motivazioni riguardano soprattutto la qualità della materia, il contenuto della materia, e cioè sono materie non di competenza del Comune perché si tratta di infrastrutture ferroviarie, di proprietà di RFI, di un ente statale, quindi è competenza dello Stato decidere le infrastrutture ferroviarie e quindi il Comune non può inserirsi in questa materia e decidere di dismettere una tratta ferroviaria chiedendo ai cittadini se sono d'accordo. Quindi purtroppo questo referendum non si può fare, anche se io condivido le linee, gli obiettivi di coloro che hanno chiesto il referendum, perché sono d'accordo che una volta dismessa questa tratta che va dalla stazione ferroviaria di Udine al Bivio Vatte, questa area può benissimo diventare un parco urbano, un parco a verde, destinato quindi non più a far passare i treni ma a un'altra tipologia di utilizzo. Però nel frattempo dobbiamo realizzare la circonvallazione esterna alla città e soprattutto chiedere a RFI che dismetta questa tratta. Fino a quando non raggiungeremo questi elementi è difficile, è impossibile fare referendum per chiedere qual è la volontà dei cittadini. Però sembrava cosa fatta, no? RFI sembrava che avesse deciso di sì, invece adesso non si sa. No, RFI è orientata a fare questa tipologia, però manca ancora un po' di soldi, sono slittati anche un po' i tempi per la realizzazione, bisogna insistere, bisogna batterci ancora per stare insomma alle calcagna, come si dice, di RFI per realizzare in pratica questo tratto di nuova ferrovia per la città di Udine. Un boccone amaro per i comitati, proprio ora di pranzo. Senta, chiudiamo con l'incontro che ci sarà questo pomeriggio qui in Comune per quanto riguarda il risparmio energetico, nuove iniziative. Sì, oggi pomeriggio ci riuniamo un po' di assessori con alcuni tecnici del Comune per fare il quadro un po' della situazione dei consumi dell'energia, in particolare gas e energia elettrica. Prenderemo ulteriori decisioni dopo quelle che abbiamo già preso di chiudere le illuminazioni in alcuni tratti della città e di contenere anche il consumo di gas. È una necessità perché purtroppo i costi anche per noi sono molto lievitati e dobbiamo prendere degli accorgimenti per contenere in pratica i consumi e quindi anche poi il costo delle bollette per quanto riguarda il Comune di Udine. Bene, ringraziamo il sindaco di Udine Pietro Fontanini e a questo punto qui da Palazzo Daronco è tutto, restituisco la linea allo studio e ringrazio per le riprese il nostro amico Ricci Giandomenico. A voi. Grazie alla nostra Isabella Gregorato. Parliamo della vendemmia in pieno corso, la siccità sta incidendo sul raccolto. Sarà il tema della puntata dello Scrigno di questa sera a partire dalle 21, qualche anticipazione con Daniele Paroni. Grazie della linea, martedì 13 di settembre, questa sera come vuole la tradizione alle 21 saremo in onda con lo Scrigno e vogliamo raccontarvi la vendemmia 2022. Lo faremo dalle vigne di Paolo Rodaro che è qui al mio fianco. Ecco, qui si vendemmia ancora a mano prevalentemente. La collina
necessariamente, indubbiamente si deve solo raccogliere a mano, come si faceva una volta, e vi do solo un dato: una persona raccoglie circa 200 kg di uva al giorno, il che sono dei costi sempre più alti nel produrre e nel voler produrre in modo artigianale. Che cosa resta delle vendemmie di qualche decennio fa? Beh, la raccolta è sempre quella. Quella che è cambiato è che una volta si andava a vendemmiare con 15 gradi di temperatura i primi di ottobre e con la giacca. Adesso bisogna svestirci completamente per poter raccogliere, quindi sono cambiati i climi ed è cambiato completamente l'approccio alla raccolta. Ecco, questo è solo un assaggio di quello che trasmetteremo questa sera allo Scrigno. Vi mostreremo anche una casa che di fatto per buona parte è un museo che ci porta indietro nell'Ottocento, qui nella zona del Cividalese. Li avete visti nelle riprese del nostro Paolo Bassi. Ci saranno anche gli squali, anzi ve li faccio vedere in questo momento, e loro saranno con noi in mezzo ai vignali, e quindi vogliamo proporvi anche le testimonianze di chi ha deciso di passare qualche settimana sotto il sole coltivando appunto questa tradizione della vendemmia che ci porta indietro nella notte dei tempi. Con la collaborazione tecnica del nostro Paolo Bassi restituisco la linea allo studio. Bene, puntata da non perdere questa sera alle 21 con lo Scrigno. Grazie per l'attenzione, ritorneremo in diretta con informazione alle 16:30. Buon pomeriggio.